guidate da giovani under 40 crescono di più, sono maggiormente propense ad assumere, sono dinamiche e inclusive. I dati presentati durante l'Assemblea Generale del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Veneto Est a Villa Barbarici a Mestre parlano chiaro e raccontano la necessità di avere leader giovani nelle realtà aziendali e nella società per accrescere cultura d'impresa e leadership. Luigi Gorza, alla sua prima assemblea da presidente del gruppo Giovani Imprenditori, lancia l'appello ad attuare un patto per la convivenza tra generazioni, in cui i giovani vengano affiancati dai senior per lavorare insieme ed evolversi. Se noi riusciamo a far sì che in Italia cambi la cultura, che conti solo l'esperienza, ma ci sia anche la competenza, che le promozioni o le assunzioni non vengono fatte solo in base all'anzianità aziendale, ma venga per le competenze di ogni singola persona, noi creiamo un grande valore, riusciamo a trattenere i giovani, che se no scappano all'estero perché trovano un ecosistema migliore, e creiamo un contesto di crescita e di prosperità. Poter coinvolgere le generazioni e fare una staffetta è un qualcosa che può entusiasmare. Perché? Perché può permettere, diciamo, alla generazione più senior di passare una certa esperienza che riguarda magari dei metodi, delle idee, delle parti riguardanti l'organizzazione, ma anche ai giovani di trasmettere quella che è la conoscenza della parte tecnologica, perché per esempio l'AI, no, l'intelligenza artificiale, oggi è un elemento fondamentale. Si è parlato anche di leadership femminile. Sono sempre più le imprese di successo create e guidate da donne che ricoprono ruoli manageriali. A mio avviso non ci deve essere differenza tra genere, ma bensì la capacità che le persone hanno di esprimere la loro leadership a seconda delle caratteristiche della propria persona. Sicuramente quando si parla di leadership oggi i temi sono cambiati rispetto al passato, quindi sicuramente essere più inclusivi, essere più disponibili al dialogo, al confronto e saper mediare sono le caratteristiche necessarie. Insomma, investire nel capitale umano per essere più competitivi e sostenibili, per innovare. In questi ultimi 10 anni abbiamo perso il 25% delle imprese gestite da giovani imprenditori e in Veneto è attorno al 18%. Se noi facciamo questo step in più, possiamo invertire questa tendenza. In un contesto così variegato come quello attuale, riuscire ad avere una leadership forte e riuscire a intraprendere il cambiamento e capirlo crea sicuramente un valore e crea prospettive di crescita. Il potere di scegliere il vero valore aggiunto.